frusta il suo cavallo, prova il gioco del bicchiere sostenuto con le dita, dopo lancia i suoi birilli disegnati con rossetto, equilibrio di esercizio e fischietta un motivetto, alza le spalle e vola via e si vede all'orizzonte che è una storia di fatica. Stiamo qui insieme a Momo. Momo nel 2001 collabora con Luca Venitucci, Daniele Ercoli e Desiree Infascelli, componenti del tuo attuale gruppo, e nel 2006 partecipa al Festival di Sanremo come coautrice del brano Che bella gente, interpretato da Simone Cristicchi. Cosa ci vuoi raccontare di quell'esperienza? Molto emozionante. Comunque molto emozionante. Quest'anno sei tra i 60 partecipanti del Musicultura Festival. Cosa ti aspetti da questa partecipazione, che comunque è diventata il Musicultura Festival una vetrina importante a livello italiano? Per me, già che insomma sto in semifinale, va bene, quindi già così sono felice. Uscirà presto un tuo album? Il Giocoliere si intitola. Tra una settimana esce. Farai delle date tour, magari live? Speriamo di sì. Sì, penso di sì.